Le campane hanno richiamato centinaia di amici nella chiesa monumentale di Castello Roganzuolo per l'ultimo saluto a Daniele Gnoffo, il 18enne morto a San Fior mentre guidava la moto di un amico. A seguire il feretro alcuni motociclisti che hanno fatto rombare i motori. All'entrata in chiesa gli amici hanno portato anche la sua bicicletta, altra grande passione, oltre a quella per le moto motard. Una tragedia che in un colpo ha fatto piombare in un incubo la famiglia originaria di Palermo, una tragedia che non ha un perché, ha detto Don Domenico Valentino. Noi oggi stringiamo davvero con affetto intorno alla sua famiglia. Sentano il nostro esserci. Poi un amico di famiglia ha letto un pensiero dei genitori Francesco e Valeria rivolto a tutti i ragazzi. Divertirsi è un vostro diritto, ma sappiate che un momento di disattenzione, un eccesso di sicurezza può trasformarsi in un dramma. Per cui, mi raccomando, fate attenzione. Incontratevi, giocate, divertitevi, socializzate, ma mi raccomando, usate la testa. Anche il fratello Nicolas, con la voce dello zio, ha voluto ricordare suo fratello. Mamma e papà sono tristi, ma orgogliosi di te. Eppure io. Ti prometto che gli starò vicino e li aiuterò a passare questo periodo. Ti vogliamo un mondo di bene. Arrivederci Dani. Buon viaggio e il tuo fratellino Nicky. Fuori dalla chiesa gli amici hanno liberato in cielo dei palloncini. È l'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca, anche con modalità simili, che ha strappato alla vita dei giovani come Daniele.